Si scrive petanche, ma si legge bocce. Si tratta infatti di uno dei modi, come la raffa e il volo, di praticare questo sport, ormai anche paralimpico. L'1 e 2 luglio a Cortina d'Ampezzo si disputerà la Final Four della Serie A maschile, la finale della Serie A femminile e quella dell'Under 18. La leggenda parla, che è una leggenda metropolitana, ma fino a un certo punto, che per favorire un atleta che poi era un grande giocatore, un grande atleta, che divenne disabile, quindi non poteva più praticare quel tipo di gioco, quel tipo di specialità, credo che fosse il volo, allora crearono questa specialità, perché il bocce può essere declinata in 500 specialità, si può giocare in tutte le maniere possibili e immaginabili, in qualunque superficie di gioco. Per cui venne fuori questo termine, appunto pétanque, piede unito, e quindi vuol dire che si gioca con un cerchio di 50 cm, non devi toccarlo, fermo, e devi lanciare le bocce, diciamo, nel raggio tra i 12 metri, 14 metri massimo. Sono bocce in metallo da 700 grammi. Nell'individuale gli atleti ne hanno 3 a disposizione e non 4 come nelle bocce cui si è abituati a vedere in Veneto. Le squadre finaliste arrivano tutte da Liguria e Piemonte, in particolar modo dalla provincia di Cuneo, con atleti che vanno dai 18 fino ad un massimo di 42 anni. Ma l'obiettivo è ora di allargare la platea degli atleti e in Veneto si cominciano infatti a vedere le prime squadre. Cortina in questo momento sta vivendo un momento magico sotto il profilo sportivo, quindi di conseguenza ci sembrava giusto e doveroso da parte nostra cercare di riuscire a dare lo spazio a una manifestazione che secondo me ha un valore sociale molto forte e una proiezione verso il futuro, verso qualunque tipologia di persona voglia praticare uno sport come questo. Ha detto spazio, quindi diciamo a Cortina dove si giocherà. Esattamente, si giocherà sul piazzale della stazione vicino alla partenza della funivia del Faloria.